Cari amici, buongiorno, sono Andrea Mangoni di Rictus.com e oggi voglio vedere con voi come possiamo offrire ai nostri polli e ai nostri avicoli delle verdure senza che finiscano per essere insozzate dai nostri animali. Generalmente i polli razzolando tendono a sporcare il cibo. Lo rimuovono con le zampe, spesso sporche di fango o di escrementi, e finiscono quindi col rovinarlo. Per evitare che questo accada, quando somministriamo le verdure ai nostri animali, l'ideale è tenerle sollevate dal suolo o tramite una tramoggia di rete o attraverso un semplice stratagemma che adesso andremo a vedere insieme. Tra le verdure che si prestano di più per essere somministrate in questo modo ci sono tutte le cicorie, come i radicchi. Anche cavoli e cavolfiori si prestano meravigliosamente per questo tipo di somministrazione. Infatti sono della consistenza perfetta per questo tipo di lavoro. Nel caso specifico, oggi andremo a somministrare ai nostri animali una verza. Cavoli e verze recisi hanno un fusto piuttosto spesso. Andiamo a forare la base di questo fusto con un cacciavite o con un grosso chiodo. Nel mio pollaio ho appeso un cavo di gomma che termina con un gancio di ferro. Andiamo a vedere come appendere le nostre verdure al gancio. Abbiamo fatto prima un foro di invito, per cui sarà piuttosto semplice far passare il nostro gancio attraverso il fusto. La nostra verza è appesa, dobbiamo solo lasciare che i nostri polli vengano a mangiarla. Se somministrerete ai vostri animali le verdure in questo modo, è molto probabile che non andranno a insozzarle con i piedi e che eventuali problemi di parassitosi rimarranno limitati. Ricordatevi che con questo sistema potete somministrare ai vostri animali tutti quegli ortaggi che hanno un fusto piuttosto solido o comunque che hanno una consistenza tale da poter essere perforati da un fil di ferro. Con questo è tutto, io vi saluto, alla prossima, al prossimo video. Ciao da Andrea Mangoni.